mazzo di rose rosse e una sciarpa adagiata sulla bara. Così fa il suo ingresso nella chiesa di Santa Giustina al feretro di Marino Puggina, presidentissimo di quel calcio Padova che fece sognare tanti tifosi. Sul sagrato della chiesa anche due striscioni dei gruppi ultras della tribuna Fattori che lo salutano con una frase che lo stesso Puggina pronunciò quando la squadra venne promossa nella massima serie. Un saluto composto, ridotto nelle partecipazioni vista la situazione emergenziale che stiamo vivendo. Contingentati gli ingressi, a rendere omaggio al presidente imprenditore c'erano pezzi di storia del calcio Padova, quel Padova che lui portò fino in Serie A negli oramai troppo lontani anni 90. Presente anche il sindaco Giordani e l'assessore Diego Bonavina, tutti concordi nel ricordare un uomo che ha fatto la storia del calcio Padova e della città. Nuovo e vecchio Padova vicini per ricordare l'ultimo presidente che ha portato i biancoscudati nella massima serie.